Pucci. Genova, Banchina dei Mille. È l'11 aprile 1978. Da questo molo, che ricorda la leggendaria impresa dei Mille di Garibaldi, sta prendendo avvio un'altra impresa destinata, questa volta, a unire tutte le genti del Mediterraneo nel comune obiettivo di salvare questo mare dall'inquietante sorte cui sembra destinato. Una morte lenta, ma inesorabile. La chiamano crociera ecologica. In effetti è una testimonianza itinerante, un appello accorato e insieme pieno di speranza per vincere i gravissimi malanni che minano questo mare. Protagonista, la nave più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci, la nave scuola che la Marina Militare Italiana ha meritoriamente messo a disposizione con il suo equipaggio per l'iniziativa promossa dal WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. A bordo, un gruppo di giovani collaboratori del WWF si alternerà di tappa in tappa per portare in tutti i luoghi dove la nave sosterrà il proprio contributo all'opera di sensibilizzazione di questa crociera. I problemi che preoccupano il mare, in particolar modo il Mediterraneo, sono molti. Tra questi senz'altro il più preoccupante è l'inquinamento. L'inquinamento che può venire da tre cause. L'inquinamento petrolifero, quello che possono arrecare le petroliere navigando, l'inquinamento urbano, che rifiuti scaricati dalle città, e l'inquinamento delle industrie che scaricano appunto i loro rifiuti liquidi nel mare. E oltre all'inquinamento anche la pesca può provocare dei danni gravissimi, soprattutto la pesca a strascico quando non è ben regolata né ben gestita, e la pesca con le bombole, che può portare alla distruzione di alcune specie di pesci sott'acqua. Noi ci rendiamo perfettamente conto che il problema è gravissimo e il WWF, prendendo spunto da questa crociera dell'Amerigo Vespucci, propone alcune cose. Per esempio l'applicazione di depuratori per limitare i pericoli dovuti agli scarichi industriali o cittadini. E poi, per quanto riguarda l'inquinamento petrolifero, un più severo controllo sulle operazioni di carico e scarico di questo materiale nei porti per evitare delle perdite dannosissime. Il mare è malato, dunque, e l'iniziativa del WWF vuole richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale, poiché il problema riguarda tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sulla necessità di drastici e tempestivi provvedimenti che pongano definitivamente rimedio a tutte le diverse cause che stanno inesorabilmente distruggendo il Mediterraneo. Per questo, a bordo della nave è stata allestita una mostra che in ciascuno dei 16 porti italiani e stranieri dove essa sosterrà testimonierà con diapositive, pannelli, audiovisivi la tragedia di questo mare. Una mostra destinata soprattutto ai giovani, ma che già qui a Genova ha interessato migliaia di cittadini. No, i segnanti è chiaro che vengono fatti. Gli scarichi industriali, i rifiuti urbani resi sempre più massicci dalla sovrappopolazione delle coste, conseguenza di una feroce e ottusa speculazione edilizia, le scorie residue delle petroliere hanno ormai inquinato il mare a livelli letali per la sua stessa vita e, in definitiva, per quella dell'uomo. Persino la pesca, condotta spesso con sistemi predatori e selvaggi, rischia di turbare in maniera irreversibile l'equilibrio biologico della fauna marina. In conseguenza di ciò, numerose sono già le specie in via d'estinzione o che minacciano seriamente di esserlo. Dalle stesse balene ai capodogli, alle tartarughe di mare, alle foche monache, al simpatico gabbiano corso.
Tutto questo deve finire e il mare deve tornare a vivere. Vuoi chiedere un po' di... Sì, preparami. La visione della mostra suscita adesioni entusiastiche e nuove militanze. I molteplici aspetti della complessa realtà che essa illustra cercano di stimolare in ciascun visitatore il sorgere di una diversa coscienza critica nei confronti dei gravi problemi da risolvere. Da qui nasce la convinzione che il personale contributo di ciascuno, per quanto modesto esso sia, sarà prezioso nella battaglia per l'affermazione di una nuova cultura che veda finalmente in un rapporto corretto, razionale, reciprocamente utile e vitale l'uomo, il cittadino e gli inestimabili beni di cui la natura lo circonda. È ora di levare le ancore. La lunga crociera sta per avere inizio. L'accorato SOS di questo gruppo di uomini coscienti sarà raccolto da tutti noi? A bordo, il comandante Di Giovanni fa gli onori di casa ai giovani del gruppo del WWF. Ed è proprio a uno di loro, Alessandro, nostro collaboratore di tante battaglie per la salvezza della natura, che affidiamo le conclusioni di questo nostro servizio. 30 Minuti Giovani si occupa spesso dei problemi dell'ambiente, ma ha dedicato particolare attenzione a questa crociera ecologica dell'Americo Vespucci. Il motivo è molto semplice, perché rappresenta un momento molto importante per il WWF e per tutto il movimento di protezione della natura nel mondo. Infatti fino adesso proteggere la natura aveva significato proteggere o un singolo animale in via di estinzione oppure un particolare ambiente che avesse un certo valore. Da oggi le cose dovrebbero cambiare. Lo slogan della campagna dice "il mare deve vivere". Infatti fino ad oggi il mare è stato depredato selvaggiamente di tutte le sue risorse. Noi vogliamo che le cose cambino, che le risorse del mare continuino a essere sfruttate, ma lo si faccia in modo da rispettare le sue esigenze, in modo da non compromettere il suo equilibrio, in modo insomma di non perdere definitivamente una ricchezza così grande qual è appunto quella del mare.